la straordinaria disgrazia che fu il terremoto del Friuli, però fu anche un esempio di come si ricostruiva un territorio avendo non solo lo sguardo al riparare i danni, ma soprattutto a quale sarebbe stato il futuro. E la contraddizione è esattamente che invece in questa stagione in cui dobbiamo ricostruire economicamente, per fortuna senza avere le macerie, il lavoro non è oggetto della necessaria attenzione, soprattutto non si pensa a creare lavoro. Noi usciamo da un altro terremoto, una crisi finanziaria e produttiva terribile che ha coinvolto tutto il mondo occidentale, l'Europa e l'Italia in questi ultimi 7-8 anni. Il fare assieme, il rimboccarsi tutte le maniche in termini di grande coesione, attivare processi per uscire dalla crisi è il grande insegnamento di quegli anni. Abbiamo una percentuale di occupazione giovanile del 15,2%. Quindi se non si ritorna alla priorità del lavoro, non si ritorna alla priorità di far crescere il Paese, di creare le condizioni per un'economia che porti occupazione e sviluppo.